Alex, dimmi solo una cosa, tu che sei un professionista del settore, è veramente giusto avere timore nel locare il proprio appartamento che magari si è ereditato da qualche parente o che sia un secondo appartamento magari di un fratello o di uno zio? Ma diciamo che la prima cosa è affidarsi a dei professionisti per non avere sorprese. La nostra rete permette di creare quelli che sono degli accurati controlli sulle possibilità economiche e finanziarie del futuro inquilino, quindi buste paghe, bilanci, appurare un po' quella è la sua situazione finanziaria in maniera che sappiamo che lui possa pagare la rete mensile, che è importantissimo per il proprietario. Lasciare scritto un appartamento di proprietà è sempre una cosa negativa, perché l'appartamento negli anni, non essendo riscaldato, non essendo pulito, non facendo quella piccola manutenzione giornaliera, va in deperimento, e questo è un danno per il proprietario. Altra cosa importante: si possono pagare meno tasse, perché chiaramente affittando si può avere un'IMU ridotta, ma soprattutto si può anche avere quello che è il discorso finanziario, non pagare solamente spese condominiali mensili, ma avere una rendita sicura da un inquilino, diciamo, perfetto, accurato, scelto dalla nostra agenzia.